Eccoci qua per una nuova puntata di Smile, un ospite che sicuramente fa bella la puntata, grazie. Simona Neri, sì, grazie. Musicoterapeuta, sì. E poi, ma anche tanto di più. Chi è Simona Neri? Ah, chi è? Punto interrogativo. Dunque, veramente non lo so neanch'io, scopriamo chi è, diciamo così. Personaggio interessante. Diciamo che quando ho iniziato la musicoterapia non pensavo di arrivare a fare questa strada che sto facendo e diciamo che mi sto scoprendo in questi ultimi anni. Noi ci occupiamo di spettacolo soprattutto, ma però della vita attraverso il aggredito qui il tecnico, no? Ma della vita attraverso lo spettacolo e tu attraverso lo spettacolo fai appunto terapia, è così? Sì, faccio terapia e non solo, nel senso che il mio lavoro nasce certamente per fare la terapia attraverso la musicoterapia e lavoro con i ragazzi disabili. Fino adesso ho lavorato tra i gravi e gravissimi, diciamo così, e poi a ottobre dell'anno scorso ho deciso di fare un cambiamento, un change. Era un po' di anni che con alcuni amici avevo in ballo un'idea, che era quella di poter costruire una scuola d'arte, musica e spettacolo per i ragazzi disabili, non solo gravi e gravissimi, ma tutta la disabilità a 360 gradi, quindi compresa i ragazzi che stavano su una sedia a rotelle, che magari possono avere tanti potenziali, ma vengono bloccati per vari motivi. Io ti ho conosciuta lì, ho visto all'inaugurazione un entusiasmo coinvolgente. Sì, infatti l'inaugurazione è stato, come dire, la realizzazione di un sogno. Cioè finalmente il sogno lo stavamo toccando con mano. Abbiamo realizzato la scuola d'arte, musica e spettacolo e l'abbiamo chiamata l'Officina Sant'Ermanno. Officina perché creiamo lavoro dentro l'officina, portiamo lavoro fuori e i ragazzi che formiamo, se tutto va bene con i vari contatti, gli faremo fare stage, momenti di lavoro all'esterno e poi via via che riusciremo a crescere anche proprio inserirli. Non abbiamo detto, nella foga ci siamo lasciati prendere dalle emozioni, non abbiamo detto dov'è fisicamente la sede, anche se hai parlato di un lavoro itinerante che non si ferma lì. Sì, esatto, la sede è a Toscanella. Toscanella? Toscanella, di Dozza. Quindi in Emilia o in Romagna? Che lì hanno quell'amletico dilemma. Quella è? Emilia. Poi veniamo un po' fin qua, arriviamo a Imola, mezza Imola ancora in Emilia, l'altra metà è in Romagna, dicono così, no? A seconda della persona con cui parli. Ah sì, io non sono di nessuna delle due, quindi vado bene uguale. Col fatto che ha due nomi, questa regione non riesce mai a compattarsi completamente, dovrebbe avere un nome unico. No, sì, beh, vabbè, lo inventeranno. Comunque, a parte tutto, stai facendo un lavoro che mancava un po' qua. Allora, questo lavoro è proprio totalmente nuovo, nel senso che fino adesso ci sono tanti gruppi che fanno un po' di spettacolo, un po' di teatro, un po' di canto, un po' di ballo, cioè un po' di tutto con i ragazzi disabili. Però una scuola che li forma a livello professionale in realtà non esiste, è un'esperienza totalmente nuova, probabilmente anche una delle prime a livello europeo, per cui siamo proprio totalmente pionieri in quello che stiamo facendo e
un po' da nave rompighiaccio. Siete quindi, è un'equipe, è un gruppo di lavoro di? 6 soci. 6 soci pazzi, folli, che abbiamo deciso di mettere insieme le nostre forze, tutti sgarrupati, e abbiamo deciso di affrontare questo percorso. Insomma. La cosa che mi dicevi era che lo scopo è di formare per questo lavoro alcuni dei ragazzi? Sì, assolutamente. Per la prima volta noi vogliamo proprio formare dei professionisti. Cioè tutti o non come chi lo vorrà? L'offerta la diamo a tutti e poi è chiaro che c'è quello che è più portato per entrare e c'è quello che invece arriverà a farlo solamente per hobby, però l'offerta la diamo veramente a tutti. È chiaro che alla fine dei 4 anni, ed è questo il percorso proprio già scolastico, chi sarà meritevole avrà lo stage all'interno delle compagnie teatrali che nel frattempo avremo già contattato. Questo sì, assolutamente, chiaro, come tutto il mondo dello spettacolo, non tutti riescono, però chi è veramente meritevole andrà in avanti, questo è il nostro obiettivo, non di sostenere solo il più meritevole, tutti quelli che vogliono affrontare questo tipo di studio. Poi intanto avranno avuto un'esperienza comunque bella. E tu vieni, bello questo, e tu vieni anche dal mondo, quindi ti senti di offrire questo perché conosci l'ambiente, tu vieni dal teatro anche, ho sentito parlare di regie che hai fatto. Sì, diciamo che è una storia un po' complicata. Ma perché sorridi sempre? Perché sei allegra, gente perché serena, il mio carattere, ce l'aiuta. Sì, dice così, è vero, no, proprio il mio carattere, infatti chi mi conosce dice ma hai sempre il sorriso sulle labbra, non ti arrabbi mai? No, di filosofia della vita non mi arrabbio mai. Mai? No. Cioè nell'ultimo bimestre te non ti sei mai arrabbiata? Quindi se ti arrabbi qui è proprio colpa nostra, sì. Perché uno che non si arrabbia mai. Decisamente, cioè tendo proprio ad applicare su di me questa filosofia in cui l'arrabbiarsi è inutile. Devo sprecare tanto movimento, tanta energia che è tanto più semplice sorridere, Hakuna Matata, tutto va bene. È una bella saggezza questa. Stavi dicendo qualcosa? Stavo dicendo che la mia storia, sì, nasce al tempo dell'università in cui avevo iniziato a fare lettere moderne e di nascosto, adesso mio padre scoprirà stasera gli altarini, iniziai a frequentare regia al DAMS, ma poi non continuai perché non avevo neanche il tempo all'epoca e poi mi venne proposta la scuola di musicoterapia in cui venni presa nei 98 posti disponibili all'epoca che c'erano, per cui avendo la fortuna di entrare direttamente in un corso a numero chiuso ho lasciato tutto per entrare a fare musicoterapia ad Assisi. Che differenza c'è tra la musica leggera e la musicoterapia? No? Cioè la musicoterapia usa la musica leggera, per esempio? Tutto. La musicoterapia è un'unione di parlo tutto. da persona che ignora abbastanza. Sì, perché in realtà si usa il binomio musica e terapia, dove noi della musica usiamo proprio completamente tutto, dal suono che viene emesso, da una vibrazione che magari è caratteristica in un contesto dove crescono i ragazzi con disabilità, alla musica che gli appartiene e quindi proprio tutto. E poi dopo c'è tutta la parte psicoterapeutica, con la regressione attraverso l'uso della musica, andiamo a lavorare sul sé, sulle potenzialità, su tutto quello che riguarda l'evoluzione del ragazzo. Io ho una ragazza, faccio l'esempio. Fai un esempio? È bello perché io non ho neanche bisogno di fare tante domande, ne faccio una, dopo te dai tutte le risposte collegate. Cioè è il mio mondo. Sì. Cioè, provo a seguirti, diciamo così, dai. No, parlavi di questa ragazza. Questa ragazza è una delle ragazze con le quali ho iniziato a fare l'apprendista stregone, no? Per cui prima, diciamo così, io... Aspetta un secondo. Sì? Pronto? Sei... Ah, ciao Harry! Ciao Davide! Ciao! È un po' che non ci vediamo. È troppo, direi. Ecco. Sono in crisi di astinenza. Ecco, sì. Sono qui con la Simona Neri. Sì, va bene. C'è dottoressa in musicoterapia. Ah, ecco. Questo lui invece vi presento, approfitto per presentare, lui è Harry Zaffa, comico, attore lombardo.
Ah, molto piacere. Lombardo è una parola grossa di questi tempi, eh? Dove sei adesso? In questo momento sono in un centro commerciale con Legno, il mio piccolo di 2 anni e 4 mesi. Ma sempre a fare il consumista, te? No, non stiamo consumando molto, stiamo consumando più che altro le scarpe del papà che sta spingendo davanti e indietro un carrello per farlo divertire. Ascolta, non possiamo mica avere un artista come te e non sentire 2 o 3 battute, due o tre un aneddoto, una cosa simpatica. A me piace sempre tanto quando fai come si può dire, quelle considerazioni sul se, su cosa succede se, cosa succede nell'altro caso ancora. Sì, sulla condizione, sul condizionale, sì. Sì. Se la macchina di staglio perde olio, la macchina di olio perde staglio, oppure se per fare il buon vino un contadino pigia l'uva a piedi nudi, per fare il cinar, chi è che pigia i carciofi? Poi uno certe cose anche se le chiede, se uno si toglie la candela dal naso, le narici restano al buio, ma ci sono anche dei sei un po' più complessi, per esempio se crolla il muro di Pompei per colpa dell'umidità, crolla il muro del Colosseo per colpa dell'umidità, cosa possono dire per il muro di Gerusalemme allora? Questi sono i se che ti lasciano in sospeso. Ah sì, qua infatti ci hai lasciati in sospeso sicuramente. Stai continuando tournée, cosa fa? Come va il mondo del cabaret? Ha bisogno di ridere la gente oppure no? Ma sai, io adesso ho superato i 50, nel senso non come velocità, come età. E a questo punto il cabaret per me cambia, diventa un modo diverso di proporlo, anche perché a 50 anni si fa di tutto per apparire giovani e il cabaret è un modo per apparire giovani. Non so, cosa ti posso dire, ci sono persone che vogliono rimanere giovani dentro, no? Mi sembra che sia quella la cosa importante, dovrai accettare l'età, è come che vuoi stare in primavera se è già estate, scusa. Sì, comunque apparire giovani dentro è un mio desiderio. Per esempio uno come Fabrizio Corona preferisce invecchiare fuori. Io mi sa che devi venire al corso della dottoressa, anche te, ne hai bisogno un po'. Ne ho bisogno, dipende però con che tipologia di musica mi potrebbe curare. Non so, prova a chiedere un attimo. Ascolta, chi è il tuo riferimento comico? Le persone che quando hai iniziato a fare questa attività ti hanno un po' fatto da esempio? Per quanto riguarda l'espressività verbale, Buster Keaton. Per quanto riguarda... Ah, però vogliamo alto, eh? Pensavo uno dice Roberto. Italiana, Alterchiari. Balterchiari. Grazie. Io ti lascio andare perché ti abbiamo requisito al tuo bambino. Ci sentiamo ancora sì, però. Ma adesso mi ha sopraggiunto Sabrina, quindi sta dialogando lei col bambino e io adesso sono anche un po' più libero di dire cose senza che il bambino ascolti. Ma che brutta cosa che stai dicendo, scusa, dici che ti senti più libero di parlare perché si è allontanata la tua anima gemella, ma non è così che si sviluppa, glielo dica lei, dottoressa, non è così il rapporto maturo, equilibrato. No, guardi che il nostro rapporto è maturo e che in questo momento mi sono allontanato il bambino, quindi qualunque cosa io possa dire non è di cattivo insegnamento al bambino, non vorrei che un domani anche lui avesse bisogno della dottoressa, tutto lì. Harry, ascolta, ci sentiamo dopo fuori dalla trasmissione, così ti senti più libero di parlare, come dici te. Sì, se ancora mi ritieni tuo amico, dopo ci sentiamo, sì, va bene, Davide. Sì. No, a parte gli scherzi, ti ringrazio di aver pensato a noi oggi. E spero di vederti presto. Per avermi fatto sentire solo, malgrado cinquantenne. Ma adesso gli è scoppiata la cosa dell'età. Gli dica qualcosa a lei che l'età non può essere un limite così grosso. No, l'età non conta. Ecco, l'età no. Senti, ci parli lei che forse... Sì. L'età non conta, è come ci si sente dentro, si è sempre ventenni. A meno che non vuoi fare i 100 metri, perché allora... Beh, vabbè, è chiaro.
lo so che l'età non conta, però gli anni si contano purtroppo ed è quello. Vabbè, comunque l'Italia, ma che futuro ha? Scusa, che il futuro ha l'Italia se ci chiama un comico e scopriamo che è in depressione? Cioè, è quello che deve far sorridere gli altri, dobbiamo tirarlo su noi, ma ti sembra il modo, Harry? Beh, lì ho un problema di consonanti, bisogna vedere se è un paese che va rottamato o rottamatto, dipende dalla T semplice o la T doppia. Rottamatto, dice la dottoressa. Di questo passo direi. Ti salutiamo. Pronto? Pronto? Non vuol mica andare via, non vorrei che lasciarlo da solo fosse peggio. Stai pure in contatto, noi andiamo avanti anche quando non ti parliamo, tu ascolta. Pronto, ci siete ancora? Sì, ma stiamo finendo il collegamento con te. Allora posso salutare? Devi salutare. Saluto. Ciao a tutti. Ciao Harry. A presto. Arrivederci. La vedo rimasta perplessa. Sì, un po'. No, ma tenga conto che questo chiama da Milano, lì la vita è più stressante. Ah, sì, si sente, si se sente. ti distrai un attimo è più... Ho visto, anzi ho sentito che... sì. Qui siamo in provincia, ci possono essere dei ritmi, possiamo permetterci di dire senza essere smentiti. Cioè, abbiamo dei ritmi calmissimi noi in confronto. Sì, lì passa la metropolitana, un attimo sei girata, è già passata, altro che treni persi. Qua riesco ad arrivare anche in ritardo a prendere il treno. Comunque, ascolta, io sono orgoglioso di avere pensato a chiamarti qui. Adesso che io ti ho chiamato, vedrai, ti vorranno tutti. Perché però bisogna pensarci prima. Ma io sono pazza, non so se poi mi vogliono tutti. No, a parte gli scherzi, stai facendo un bel lavoro e speriamo che la gente ti aiuti, collabori e speriamo davvero. Che si misceli col tessuto economico, col tessuto sociale del territorio, si può dire. No? È il nostro obiettivo, sì, anche perché noi nasciamo non per fare il nostro orto, ma per collaborare con tutti, per cui la nostra porta è veramente aperta alle collaborazioni. Cioè è un po' una mentalità totalmente nuova, anche perché venendo dall'Europa è una mentalità in cui si creano tutte le reti. E qui noi stiamo un po' a compartimenti stagni anche. In che senso venendo dall'Europa? Il mio ritorno in Italia è stato un po' drammatico, nel senso che... Quindi tu sei tornata in Italia, sei tornata proprio nel periodo giusto, proprio, cioè, hai fatto il cammino inverso, cioè stanno andando fuori, tu sei tornata. Ma perché credo che noi giovani dobbiamo puntare sul nostro paese, dobbiamo smettere di scappare, è qua che... Guardi, io ti bacerei. Ma tu dove sei stata in Europa? Dove in questo momento? Allora, diciamo che ho iniziato la mia formazione fra Assisi e Bristol e poi dopo praticamente con il professore che in equipe ci seguiva, Leslie Bunt, ho fatto un po' di formazione a Bristol con lui e poi sono tornata qua in Italia a vedere la realtà italiana. Per primis non sono riuscita a tornare a Imola, che sarebbe il mio paese, perché... E dove sei arrivata? A Riccione. A Riccione. Per 13 anni ho lavorato là e poi a un certo punto vari motivi interni che non stiamo a elencare, non facciamola. Se non facciamo uno special su di te non possiamo fare tutto. No, poi per vari motivi. E quindi, però sei una girovaga, per cui può darsi che anche qua non ti radichi del tutto, perché te hai sempre un po' l'occhio lontano, io non riesco a stare ferma, diciamo che un po' vengono dalle origini della mia famiglia, che è partita da Sud Tirolo, poi è sceso e quindi continua a vagabondare un po' come la mia famiglia. Diciamo che proprio per mentalità, per tipo di studio, per tipo di approccio che è il mio lavoro, mi porta a muovermi molto, andare in giro e lo stare fermi è noioso, insomma. Beh dai, sono contento comunque, credo a nome della collettività che tu sia qua, diciamolo Simona, in questo periodo con la sua associazione Un Momento Florido ha aperto a... Abbiamo aperto a Toscanella di Dozza, l'associazione si chiama Associazione Culturale Sant'Ermanno e la scuola è l'Officina Sant'Ermanno.
ti verremo a trovare. Adesso vedo che è arrivato un artista bolognese, dov'è? Pierluigi Foschi, vedo, fa sempre un casino dietro le quinte. Non devi venire adesso, devi venire nel secondo tempo. Perché stai venendo adesso? Non devi venire adesso. Allora, abbiamo qui con noi, come annunciato alla fine del primo tempo, Pierluigi Foschi, un grande burattinaio bolognese. Sei lì? Sei lì, rispondi, ti ho annunciato. Parla con me? Sì, certo che sono qua, prontissimi. Far la figura del... ma è un attimo di suspense. Voi burattinai siete sempre un po' misteriosi, eh? Naturalmente. Avete anche il vantaggio che mandate fuori i burattini. Se piacciono... dopo tornate fuori, prendete gli applausi. Se non piacciono tanto, raccattate tutta la roba, magari dite che lo spettacolo l'ha fatto l'aiutante, l'attrezzista che vi aveva portato solo la roba, no? È un'ottima idea. No, grazie al cielo di solito è un successo, quindi, però è sempre meglio avere un escamotage, per cui se le cose proprio andassero male uno dice ma non c'ero io. L'altra volta abbiamo detto parecchie cose sul vostro mondo, per cui non le staremo a ripetere, speriamo che per completare bene il discorso le persone abbiano visto o vadano a rivedere quella puntata. Un'altra cosa che vorrei chiederti, ma i testi, i racconti che tu fai sceneggiare ai burattini, cioè che sceneggi te, scusa, sì, li scrivi tu? Normalmente diciamo che circa il 90% degli spettacoli o li scrivo io o riscrivo su farse tradizionali o comunque in molti casi faccio, come dire, dei canovacci. Cioè, al di là di quello che fai tu, non siete tutti autori? No, io direi proprio di no, molti si appoggiano a testi già fatti e si sente anche. Sì. Cioè te dici che sono prevedibili, no? Che sono datati. Sono un po' datati, sì, sono un po' datati. Però anche te hai le tue fisime, cioè il fatto che io debba parlare con te, sembro un po' matto, sto qua da solo perché te sei burattinaio e devi stare dietro. Cioè, mi sembra non è bello? È un po' ridicolo comunque. Per cui io preferirei a sto punto mi tiro in disparte e fai vedere qualcosa. Lasciamo parlare loro? I burattini. Va bene? Ok. Vai. Ma guarda. Oh, le belle mezz'ore che sono qui che aspetta. Sganapetto che non arriva, è in ritardamento. Si vede che il pullman è in ritardo. Con angostia. C'ho un'angostia che sono preoccupevole, Sì, perché è andato a Modena, Sì, perché è un anno che non ci riesco ad andarci, allora ci ho detto, Sganapino, vai ben a salutare i miei genitali, perché loro poveretti non sanno come sto, io non so come stanno loro, e allora Sganapetto dovrebbe essere andato a trovare i miei genitali. E adesso l'aspetto perché sono ansiotico, ho una preoccupazione che non si sa mai, ecco. Oh, che la corriera! Guarda che la che arriva! Oh, Sganapetto, vieni qui! Sei qui! Ciao Sandrone! Come stai? Oh, bene. Allora sei andato a Modena? Sì, sono andato a Modena, ho fatto un bel viaggio in pullman. Oh, ti sei divertito, Sì, c'era tanta gente simpatica. Hai visto Modena? Sì. Bella, Modena, una gran città. Boh, insomma. Come insomma? Boh, sì, carina. Ma come carina? Carina Modena è bellissima. Poi insomma bellissima adesso, una cittadina. Ma che cittadina? È una cittadona grande. E poi dove è la ghirlandina, No, non sono mica andato al cimitero io.
Che cimitero, la ghirlandina, andiamo al cimitero, è una torre grande, 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 che c'ha di sotto che va per terra e c'ha per aria che va verso il cielo e poi va là con la punta. È una torre hanno mega vista. Ecco, non hai visto niente, vabbè. Allora, sei stato a casa dai miei genitali? Sì, sono stato. E come va? Come va? Ma sono preoccupato, è un anno che non li sento, Te non preoccuparti, tutto bene, benissimo, guarda una meraviglia. Oh, guarda, mi dai un'insolazione, un consolamento consolatorio che sono proprio contento, guarda che ero preoccupato, Sì, bene. Solo che... Cosa? Beh, che niente. No, adesso dimmi cosa. No, presente l'uccellino. Ah, il passarino, cosa? Poverino è morto. Mi dispiacettero, è morto l'uccellino, ma guarda, che mia madre ci vuole tanto bene, poverino, vabbè, come è morto? È morto intossicato. Vabbè, intossicato, perché? Perché ha mangiato un fegato di cavallo e... Che stecchi l'ignorante che è un fegato di cavallo, E poi che cavallo, non sono mica tanti cavalli lì, Babbo, il cavallo di tuo padre. Ma allora? Tu scardi l'uccellino invece è morto anche il cavallo? Sì, è morto anche il cavallo. Senti, c'era solo quello di cavalli. Qua sta un spieso. Lo sai che mio padre usava il cavallo per andare in giro? Lo so. Chissà come ci è rimasto male. Vabbè. E com'è succeduto? Michele, sta un imbecille che passava di lì e il cavallo si è intossicato. Per cosa? Per il fumo. I cavalli non fumano mica. Ma che fumano? Il fumo dell'incendio. Una bagaia, cos'è? C'è stato un incendievole? Sì, è bruciata la stalla. Ma guarda che mi dici del passerino. Sì, perché è bruciata la stalla, è morto il cavallo, il fegato del cavallo l'ha mangiato il passerino è morto. Ma verda, che brutto lavoro. La stalla. È presente dov'è la stalla? La stalla è lì attaccata alla casa. Ecco, e sai perché ha preso fuoco la stalla? Dimmelo, sono curioso. Allora, un imbecille passava con una candela sotto il portichetto che unisce la stalla con la casa e sopra c'è la paglia, la ciappefugla, e poi dopo la casa è bruciata la stalla. È bruciata la casa. Che brutto lavoro. Ma tu mi dici del passerino? Sì, perché il passerino è morto, perché ha mangiato il fegato del cavallo che era morto, perché era intossicato, perché era bruciata la casa, che era bruciata anche il fienile. Ma guarda, chissà i miei come sono rimasti male. Ma com'è che un imbecille passava lì con la candela? Ma passava con la candela perché c'era il funerale. E cosa? Ma il funerale di tuo padre, no? No, bagaglio! E tu mi parli dell'uccellino? Sì, perché l'uccellino è morto, perché ha mangiato il... Io capì! E allora è morto mio padre? Sì, anzi, guarda. Oh, che dispiacere! Chissà la mamma quanto ha piangiuto, ma che non... Come o che? Cosa ne sapessero te? Mia mamma ci voleva bene, mio papà. Ma no, ti dico che non ha pianto. Ma no, mi hai detto che ha pianto molto. No, non ha pianto. Perché non ha pianto? Perché tua madre l'era bella morta 4 anni fa. Ciao, grazie! Bene, dopo questa disgrazia, grazie. Dopo questa disgrazia. Dopo questa disgrazia. Ecco. Succedono anche queste cose. Avevi radunato un pubblico notevole. Avevo anche il pubblico, ma che bellezza. Prevedo, so che domanda ti vogliono fare. Di che legno sono fatte? Cirmolo. Sono fatti di cirmolo, generalmente di cirmolo. Cos'è il cirmolo? È un, mi sfugge, no, mamma il corpione. È un legno che nasce, un faggio. Ma dimmelo prima della trasmissione. Ma no, vabbè. Fammi le domande allora, che cirmolo, so, esatto. Allora, non chiedermi di che legno sono fatti, chiedermi di che stoffa sono fatti, perché si chiamano burattini, non lo so. Allora, no, sì, di cirmolo. Il cirmolo è un legno che nasce sulle Alpi, 1200 metri in su, mi pare un faggio, una cosa del genere. È un legno particolare perché si intaglia particolarmente bene. Allora vedi che lo sai se ti Sì, concentri. ma è una specie di... Il cirmolo è un tipo caratteristico di
o di faggio, o di abete. Pesano molto? Abbastanza, abbastanza. C'è anche chi, casomai, sì, cavaliere, fagli provare. O sei geloso? Ma non so se ce la Il fanno. Il chitarrista è geloso della chitarra. Te sei geloso, burattinaio dei burattini? Io devo dire che sono dei pochi burattinai che li dà anche in mano ai bambini, perché io credo che il burattino in mano al bambino abbia... Perché il burattino è vivo, sono vivi i burattini ti prendono, sono fatti di carne e di sangue, sono fatti di braccia, quindi... ti possono vivere loro? Ti possiedono, sì. Come diceva sempre Cuccoli, il famoso Angelo Cuccoli, tutte le sere lo arrestavano perché faceva satira politica, parliamo dell'inizio Novecento, e lo arrestavano e diceva, beh, cosa ho fatto? Beh, hai detto che io, ma è stato fagiolino, cioè, proprio c'è questa disidentificazione. Allora, come si infilano? Come dice il maestro Romano Danieli, si mette il pollice se parliamo della mano sinistra, il pollice nel braccio destro, il medio nel braccio sinistro e l'indice nel buco del collo, quindi lo dice il maestro. Quindi. Te l'avevi già fatto, quindi? Tutti i giorni, è normale. La famosa burattinoterapia, sa quanto è potente. Burattinato, sempre burattinato. Scusate, ma io sono un po' invidioso, vorrei provare anch'io. Quindi hai detto, come hai fatto te? Pollice medio e l'indice nel buco del collo. Ok. Scusi, la testa la devi tenere dritta bene. Ecco. Vabbè, lui è un comico, non è un burattinaio. Quanti anni ci vogliono per imparare un'arte così a livello... Ecco, se parliamo, per fare i burattini basta 5 minuti, a livello professionale ci vogliono degli anni. E una predisposizione. Io ho provato con tanti attori, devo dire la verità, attori anche bravi, però un conto è recitare una parte. Quando ti trovi 6, 7, 10 personaggi da cambiare in continuazione, con voci diverse, con caratteristiche diverse, anche caratteri, ritmi... È tutto un altro discorso. È un altro discorso. Io parlavo con Marco Dondarini, che fa radio da ormai 8-9 anni, diceva, io i primi anni pensavo di saperla fare, adesso so che non era vero. Esatto. Come tutte le cose si impara. Facendolo, soprattutto dal momento che è uno spettacolo che si fa principalmente dal vivo. Io quando mi vengono le domande devo interromperti. Ma tu fai anche dei corsi per allevare le nuove generazioni di burattinai, perché il tuo lavoro potrebbe anche andare perso, c'è questo pericolo. Ho fatto corsi, soprattutto per adulti, in passato. Per adulti? Soprattutto per adulti. Non è tardi? Non è mai troppo tardi, come diceva Alberto Manzi, questo la capisco solo quelli della mia epoca, e quindi si può sempre imparare, è un patrimonio che è un peccato perderlo. Magari ai bambini purtroppo non è facile per una serie di cose, i bambini al giorno d'oggi devono andare a basket il lunedì, a cose il martedì, a mercoledì in piscina, musicoterapia il giovedì, cioè, sono più impegnati di noi, quindi ormai è impossibile. Cioè, cos'hai contro la musicoterapia o no, contro il basket? Perché è venuto... No, nel senso che i bambini ormai sono murati di impegni, quasi impossibile per uno spettacolo di burattini. Hanno talmente tanti impegni da bambini, poi magari da adulti sono disoccupati, non ne hanno più. Si riposeranno, è giusto che si riposino prima o poi. Quindi dovrebbero pagare i contributi da bambini. Con tutto quello che fanno bisognerebbe pagarli. Cioè. E quindi, no. Facciamo delle considerazioni che poi non so, bisogna pensarci a freddo. Sì, così noi andiamo avanti a caldo perché siamo caldi, quindi rischiamo anche di dire delle cose che verremo criticati, ma noi andiamo avanti lo stesso. No, è vero, al giorno d'oggi i bambini sono forse troppo impegnati. Quello è un Ci sono degli assessori, delle città, dei posti che sono legati al tuo lavoro e dei posti che le snobbano? Sì, ci sono delle città. Bergamo, la patria Burattinate. Bergamo? Burattinarte, sì, che può darsi. Burattinate. Burattinate. Bergamo hanno... Ah no, pensavo Burattinarte è una... Cos'è Burattinarte? È un festival. Ah, ok. Ma mi pare che sia in Svizzera, vabbè. Bergamo, ad esempio, è legatissimo, loro hanno Gioppino come maschera. Quindi possiamo dire che Bergamo, lo sapevi te, Bergamo è la patria dei burattini. È la capitale dei burattini, e questo è tristissimo, perché loro hanno un personaggio che parla solo il loro dialetto, poi a Bergamo sono nati anche Arlecchino e Brighella, ma loro non li considerano loro perché parlano in veneziano, vabbè. Sì. Però a Bologna, che abbiamo 6 personaggi, lasciamo stare Sandrone che è modenese, in cerca d'autore, 6 grossi personaggi, fra cui c'è Balanzone che è
Adesso della vediamo, maschera. te non sai i 7 nani, vediamo se sai i 7 personaggi di difficili i 7 Roma. nani. Dai, allora, lascia pure che li dica. Dai, allora, Balanzone, ne abbiamo 6 a Sganapino. Bologna. Balanzone, Sganapino. Non Fagiolino, aiutarlo. Fagiolino. Tomò, 3 intanto li ho La detto. stai aiutando te. No, Te è stato in giro per il Fagiolino, mondo, poi- conosci i 6 personaggi di conosci Bologna. anche gli altri. Vabbè, lascia... Io ne ho detti 3, gli altri 3 li dite Tra i più lei. facili. Allora, Fagiolino, Balanzone, Stai Brontolo... ripetendo? Sì, no, Cucciolo. Ma che brontolo. Balanzone, Fagiolino, Sganapino e... Uno alla volta, aiutaci, dacci Il un'indicazione. Celta che- aiuta. È uno che non ha fretta. Lentino. Dai, che noi siamo intelligenti, ce la facciamo, eh. Comincia per F. Fagiolino l'hai detto. Ecco, Fa- così puoi indovinare anche te, vedi? La che sei calma. No, vado a Fa dire... piano. Comincia per F. Fa piano. Fa piano. Fa Dai, piano. mettici un'altra lettera. FL. FL, Flaviano. Flaviano. Sì. Ma mischiamo tutti. Numa Pompiglio. Dai, avanti. Fle. Flemma. Flemma. Bravissimo. Flemma. Cosa ho vinto? Antesignano di Sganapino, fra Flemma, l'altro. Flemma, allora è un siamo bel a 4. personaggio. E poi ci sono 2 donne. Allora fai la Colomina, voce. camicia. Quindi le 2 donne non le abbiamo dette. No, noi abbiamo anche le donne. Cioè, E che sai sono fare la rarissime, voce cioè. dei personaggi donna. Le donne. È eccitante oggi questa c'ho cosa. la voce un po' così, comunque. Così. Oppure si può fare in falsetto. Sì, ecco, quella un po'. Oggi non c'ho voi. E questa è la lettera? Lettera? E dunque, R. Ramira. Rosamunda. No. Rosa Spina. Me la ricordo quando ero bambina. Rosa U. Beh, quanti anni hai? Sembravi più giovane. Rosa U. Rosa U. Rosaura. Rosaura. Oh, allora stiamo. Voi 2 ne avete uno in 2, l'altro l'ho preso io da solo. Adesso preso da vediamo solo. l'ultimo. Rosaura è la fidanzata di Fagiolino, qui c'è l'inserenata. Rebecca. Rebecca. No, Colombina è quella di Arlecchino. Colombina. Ci ha preso? Colombina, Ha no. detto, ha ragione lei? No. No. Comincia per I. Isaura. Isotta. Isidora. Igernia. Chiediamo alla regia se vogliamo avviare un Idee. concorso e telefonano da casa la settimana prossima. E cosa vincono? Vengono qua in studio, lei si è caspita. imposta, ha deciso di venire lei e ha invaso lo studio, gli altri li invitiamo noi. Esatto, così Possono almeno... venire a pulire in studio. Esatto, tranquillamente. ognuno fa la sua. Dai, allora dici, dai, finisce la Lo puntata dico, e non sappiamo lo chi è. dico, Lo diciamo, dica. e diciamo. No, fai prima la voce però. Ah, ma la voce! Ci vuole un po' di voce per fare la voce, ecco, posso farla così, perché di solito quella lì ci vuole un po' di amplificazione. Allora, ma ce l'ho io dillo. Isabella, Isabella. che Fagiolino chiama Dai, non è Brisabella. bolognese. Isabella non sta Sì, bene, adesso non lo è neanche sapevate. nome Dai, non bolognese. lo sapevate. Isabella. Non lo Brisabella. sapevate. No. Non sapevate Brisabella. Non so. Io ho visto lo spettacolo al mare. Ah, ecco. Allora, quindi la tua polemica Sì. è che noi abbiamo 6 Sei maschere. personaggi, di cui 2 importantissime, Sei personaggi. Balanzone e Fagiolino. Fagiolino è personaggio, maschera, diciamo, regionale. E tu vuoi dire E che Balanzone non è vanno mondiale. fuori dal nostro territorio? O ci vanno? Beh, io l'altro giorno ero a Ascoli Piceno e ho chiesto, conoscete dei burattini? Una bambina mi ha detto Balanzone. A momenti svenivo, sono rimasto sconvolto. A Bologna i bambini non sanno che è Balanzone. Ecco, è bellissimo, cioè, per dire, perché a scuola avevano fatto le maschere, quindi coltiviamoli un po' di più, almeno questi personaggi. È una grandissima tradizione, noi dovremmo essere la capitale del mondo. Del mondo. Sì, ma tutti dicono noi dovremmo Noi essere la siamo capitale la del capitale mondo. Noi siamo la capitale. Di fatto, però le amministrazioni, quelle cose lì si E il sanno. mondo è la capitale dell'universo. No. Io non E il so sole così. gira attorno alla Terra. Cioè, va io bene. mi devo improvvisare su quello che dice lui. E la luna la spegniamo quando ci E la pare. luna la spegniamo quando diviene sera. Allora, Mattina. grazie. Prego. Era una trasmissione che non si occupava di questo argomento. Sei venuto Viene tu fuori una qualcosa. volta, tutti infervorati qui, Burattini, i vedi, tecnici, prendono i gente che inizia a vedere gli spettacoli di Burattini, si mischiano ai bambini, gli adulti e vanno Devono, a vedere ovviamente. che li guardano e dicono ma sei ripetente te? No, No. mi sono appassionato da adulto. Va bene, noi vi Questo ringraziamo, quarto. facciamo l'inchino al pubblico Facciamo come fosse, è l'inchino. un teatro televisivo questo. Certo. Grazie di averci contattato.
concesso la vostra fiducia, di essere stati qui con noi un po' di tempo, dove ci siamo impegnati insomma a dire delle cose che avessero un senso. Speriamo di rivederci presto con i nostri grandissimi ospiti, la nostra ormai collaboratrice Bruna. Ciao Simona, ciao Pierluigi, ciao Davide. Ciao Bruna. Ciao, ciao, ciao.